Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Ancora 2 morti sul lavoro a Barcellona Pozzoligatto, in provincia di Messina. Un operaio è rimasto schiacciato da un macchinario in un'azienda di agrumi. Un 50enne è precipitato dal primo piano di una palazzina in manutenzione a Mazara del Vallo. 90 kg di cocaina trovati all'interno di un'auto nel quartiere Librino a Catania, arrestati 2 spacciatori. Svolta in Niscemi, a un mese dalla frana è stata ridotta la zona rossa. Centinaia di sfollati potranno finalmente rientrare nelle loro case. Ai nostri microfoni la dirigente della scuola di Gela, dove uno studente ha preso a martellate un compagno. Nulla giustifica la violenza, ha detto, momento di rabbia improvvisa. Truffa a fondi dell'Unione Europea, rinviati a giudizio altri 10 fra insegnanti, tutor e collaboratori scolastici della scuola dello Zen, dove i fondi per la legalità venivano dirottati per interessi privati. Voci da Sanremo, ieri serata dei duetti con la vittoria di Dito nella piaga accompagnata dall'irriverente Tony Pitoni. Applausi per la siciliana Delia e successo per la versione di Hit the Road Jack con Mario Biondi. Calcio, Palermo in campo domani all'Adriatico contro il Pescara, ultimo in classifica. Rosanero devono rispondere alla vittoria di ieri del Monza. In Serie C il Catania è già in Campania, dove stamattina svolge la seduta di rifinitura. Toscano deve rinunciare a Forte, in attacco ballottaggio Rolfini-Lunetta. Il Trapani ospita oggi al Provinciale l'Atalanta Under 23, impegno casalingo anche per il Siracusa. Domani al De Simone c'è la Casertana. E dunque si allunga la scia di sangue sul lavoro in Sicilia. 2 le vittime a distanza di poche ore. A Barcellona Pozzoligatto, in provincia di Messina, un operaio di 61 anni, Antonio Rocco Russo, originario di Condrò, è morto schiacciato da un macchinario in un'azienda di agrumi. Vano ogni tentativo di soccorso. Ed un altro incidente si è verificato a Mazara del Vallo, nel Trapanese, dove ha perso la vita il 50enne Francesco Greco, precipitato dal primo piano di una palazzina in manutenzione in via Favara Scurto. La caduta nel vuoto non gli ha lasciato scampo. Maxi sequestro di droga a Catania, 90 kg di cocaina divisa in 81 panetti è stata rinvenuta dagli agenti della squadra mobile. Era nascosta all'interno di un'auto fermata nel quartiere di Librino. Orazio Longo. La droga si trovava all'interno di 3 borsoni voluminosi, come testimoniano queste immagini, trasportati a bordo di un'automobile. 2 catanesi di 43 e 44 anni sono stati fermati dagli agenti della sezione antidroga della squadra mobile di Catania nei pressi di un complesso residenziale nel popolare quartiere di Librino. I poliziotti hanno così potuto sequestrare 90 kg di cocaina destinata al mercato dello spaccio, dove avrebbe fruttato molto denaro, e ripartita in 81 panetti. All'arresto e al sequestro gli agenti sono arrivati dopo una specifica attività investigativa con un servizio di osservazione e monitoraggio della zona, fino a quando non hanno notato l'autovettura con i 2 catanesi impegnati a scaricare i borsoni dal bagagliaio. Uno dei 2 aveva prelevato anche una busta della spesa che si trovava nella parte posteriore del mezzo. Colti in flagranza, i 2 uomini sono stati condotti in carcere in attesa dell'udienza di convalida con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con l'aggravante dell'ingente quantità. Il carico di droga è stato posto sotto sequestro per la successiva distruzione, che avverrà su disposizione dell'autorità giudiziaria. Dopo oltre un mese di paura e attesa, a Niscemi è arrivata finalmente l'attesa svolta. La zona rossa, cioè la zona interdetta per la frana, è stata ridotta. Centinaia di sfollati potranno fare rientro nelle loro case. Sentiamo GR Italia. Dopo oltre un mese di attesa, paura e incertezza, a Niscemi arriva una notizia che cambia lo scenario dell'emergenza. La zona rossa verrà ridotta. La fascia di interdizione per la frana passa ufficialmente da 150 a 100 metri, consentendo così a breve il rientro nelle abitazioni per centinaia di famiglie. L'annuncio arriva direttamente dal capo della Protezione Civile Nazionale e commissario straordinario per l'emergenza, Fabio Ciciliano, giunto in città per comunicare l'esito delle nuove analisi tecniche. Siamo stati capaci di definire la riduzione della
la fascia di rispetto, la fascia di sicurezza a 100 metri. Ovviamente è necessario che poi il sindaco emani dei provvedimenti per consentire il rientro nelle abitazioni, ma è una cosa che si farà nel corso delle ore, massimo qualche giorno. Quello che interessa in realtà non è la frana che scende verso valle, ma è il ciglio della frana che interessa l'abitato di Niscemi. Quello sta arretrando, anche se con grande lentezza si sta fermando, ed è il motivo per cui abbiamo mantenuto quella fascia di 100 metri, che è una fascia di sicurezza che ulteriormente potrà essere ridotta all'esito delle nuove valutazioni dei monitoraggi. Un annuncio atteso da tempo per interi isolati rimasti svuotati, con famiglie costrette a lasciare le proprie case, spesso senza sapere quando sarebbero potute tornare. Adesso la svolta: nelle prossime ore il Comune metterà i provvedimenti ufficiali per il rientro. Questo è un primo passo, a poco più di un mese, una primissima risposta assieme alle altre che stiamo dando ai nostri cittadini per questa emergenza. Stiamo proprio costruendo l'ordinanza in questi minuti e appena ultimata farò comunicazione per far rientrare il prima possibile tutti quanti. La frana intanto resta sotto controllo costante con monitoraggi satellitari e rilievi sul campo. La riduzione della zona rossa per Niscemi è un primo passo. Dopo mesi di paura, tornare a casa adesso diventa finalmente possibile. E ieri il ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci, ha fatto il punto sui finanziamenti disposti per l'emergenza e il post-ciclone e ha lanciato anche delle accuse sui ritardi. Lo ha sentito Michele Cucuzza. 1 miliardo circa per il ciclone che ha colpito 3 regioni, compresa la Sicilia, e 150 milioni per la frana di Niscemi, per restituire il diritto alla casa di chi l'ha persa per sempre e al tempo stesso mettere in sicurezza il versante ed effettuare i lavori che dovevano essere effettuati 30 anni fa. I presidenti della regione, Sicilia, Sardegna e Calabria, sono i commissari delegati per gestire il post-ciclone. Il capo dipartimento della protezione civile lo abbiamo nominato invece come commissario straordinario per la frana di Niscemi. Ha chiesto 60 giorni di tempo per preparare il cronoprogramma, per dirci cosa va fatto e quando, e quindi siamo ormai alla vigilia della fase concretamente operativa. Siamo fiduciosi. Il Ministro ha accennato al fatto che bisognava operare 30 anni fa. Sì, la prima frana è stata del 97, io ho evitato di occuparmi di questo tema in questi giorni proprio perché c'è una indagine della Procura di Gela ed è bene che arrivi, bisogna capire chi doveva fare cosa 30 anni fa, 25, 20, 15, 10, 5 anni fa e chi non lo ha fatto, ma questo esula naturalmente dalle mie competenze in questo momento. E c'è un altro paese segnato da ben 2 frane in 16 anni e che si sta spopolando lentamente. Andiamo con Marco Gullà a San Fratello, in provincia di Messina. 2 frane che hanno spezzato in 2 il centro abitato. San Fratello, nel Messinese, vive da 16 anni una situazione di emergenza permanente simile a quella che sta attraversando oggi Niscemi. Una zona rossa che sembra non finire mai. Nel 2010 circa 1500 persone furono costrette ad abbandonare le proprie case. Poi, nel 2023, un nuovo smottamento senza che a oggi sia stato completato un intervento definitivo di messa in sicurezza. Frane che hanno colpito duramente anche il tessuto economico e commerciale del paese. C'è chi ha dovuto chiudere la propria attività e trasferirsi altrove. Anche dal punto di vista economico, perché questo smottamento ha bloccato 2 delle vie principali di San Fratello e quindi per l'accesso al nostro centro cittadino, dove tutte le attività commerciali, anche se non direttamente colpite, oggi ne stanno avendo grossi danni dal punto di vista economico, perché i flussi ovviamente economici si sono ridotti in maniera importante. Nonostante ristori e indennizi, molti degli sfollati dopo la frana del 2023 hanno scelto di lasciare definitivamente il paese. Ma tra i residenti resta una domanda: perché dopo lo smottamento del 2010 non sono stati realizzati interventi strutturali di prevenzione? Se c'era un monitoraggio, un qualcosa, forse non si arrivava neanche a questo punto, perché voglio dire, è una pietra, non stiamo parlando dell'Oceano Indiano e fare le dighe o fare un ponte sullo stretto, era una pietra che si poteva benissimo arginare
sistemare e non arrivare a questo punto. Parla la dirigente della scuola di Gela, dove uno studente ha preso a martellate un compagno. Nulla giustifica la violenza, ha detto, è stato un momento di rabbia improvvisa. Ha parlato con il ragazzo che si è reso protagonista di questo gesto, che impressione le ha fatto? Ma anche lui è un bravo ragazzo, un ragazzino. Ieri gli ho detto: ma cosa hai fatto? Potevi venire da me a parlarne, avremmo risolto nella maniera corretta. Se qualche screzio c'è tra te e il tuo compagno, chiamando le famiglie, facendole intervenire, perché non si risponde assolutamente mai con la violenza. Determinante ieri, per fortuna, l'intervento di un docente che ha evitato conseguenze peggiori. Per fortuna il docente è stato prontissimo, perché nel momento in cui ha notato quello che stava accadendo è stato fulmineo a frapporsi in mezzo tra i due studenti ed evitare l'irreparabile. Oggi si riunirà un nuovo consiglio di classe straordinario, scatteranno dei provvedimenti disciplinari, ma sarà soprattutto un momento di confronto con studenti e famiglie. Alle famiglie vorrei dire: fidatevi dell'istituzione scolastica, collaborate con noi, se vedete che i vostri figli hanno bisogno utilizzate lo sportello d'ascolto, venite a parlare con noi, perché solo se ci coalizziamo, se lavoriamo in sinergia, possiamo evitare che lo possa portare ad esplodere in maniera così inaspettata e improvvisa. Non c'era solo la preside infedele e il suo cerchio magico nella scuola dello Zen, dove i fondi per la legalità venivano dirottati per interessi privati, rinviati a giudizio altri 10. Maglio Viola. Si allarga ulteriormente l'inchiesta sui fondi europei per la legalità, dirottati invece su interessi di natura personale alla scuola Giovanni Falcone dello Zen di Palermo. Non c'era soltanto la preside infedele nella scuola di frontiera, ma un sistema di complicità abbastanza ampio che riguardava insegnanti, tutor e collaboratori scolastici. Il GIP di Palermo, Walter Turturici, ha rinviato a giudizio 10 persone fra insegnanti, tutor e collaboratori proprio della scuola Giovanni Falcone, per anni ritenuta avamposto di legalità in un quartiere difficile. Sono tutti accusati di falso ideologico e truffa. L'indagine svolta dalla Procura europea era nata dall'inchiesta dei successivi accertamenti sull'allora preside Daniela Loverde, poi arrestata per essersi impadronita di fondi europei destinati a progetti di legalità e invece usati per l'acquisto di beni personali. L'inchiesta ha svelato che la donna operava con la complicità di insegnanti e collaboratori scolastici, esperti e tutor in progetti realizzati con fondi comunitari, per poi accaparrarsi i finanziamenti, e attestava il regolare svolgimento di attività mai fatte o completate solo in parte. Per altre 5 persone, ovvero proprio per la preside Loverde, il vice Agosta e altri 3 imputati del primo troncone d'inchiesta, il patteggiamento è stato invece respinto proprio in queste ore, perché la richiesta di pena è stata ritenuta troppo bassa. Per questo adesso andranno a giudizio tutti insieme, comprese le 6 donne e i 4 uomini per i quali è stato disposto il giudizio proprio oggi. Ci fermiamoci adesso una pausa e poi torniamo con Sanremo, perché ieri al festival c'è stata tanta Sicilia. A tra poco. Siamo all'appuntamento con Voci da Sanremo. Ieri la serata dei duetti con la vittoria di Dito nella piaga, accompagnata dall'irriverente Tony Pitoni, ma c'è stata anche tanta altra Sicilia. Noi ci colleghiamo in diretta da Sanremo con la nostra Roberta Lunghi. Grazie Lorena, buongiorno al nostro pubblico, hai detto benissimo, insomma la Sicilia, tanta Sicilia ieri sul palcoscenico, a cominciare dai vincitori, perché Dito nella piaga ha scelto di affiancarsi in una bellissima performance di The Lady is a Tramp dall'irriverente Tony Pitoni, è il personaggio, possiamo confermarlo, più ricercato tra virgolette di tutto il Festival di Sanremo. Certamente una grande soddisfazione per Dito nella piaga, che si imporrà sempre di più, ne siamo certi, ma grande soddisfazione anche per l'altro siciliano, Mario Biondi, ormai star internazionale, che ha scelto appunto di arrivare al festival per affiancare Saif in una performance che è stata molto applaudita dai colleghi, come vedete nella sala stampa, tutti ad assistere allo spettacolo, ovazioni per The Lady
Easy is a Tramp, ovazioni per un Mario Biondi in grande forma che peraltro continua il suo tour internazionale, ma che ci preannuncia anche una grande sorpresa. Hit the Road Jack, che è una canzone storica di Ray Charles, quindi un mondo che ha a che fare col soul e col blues, e noi siamo qui per supportare questo giovanotto. Sono 20 anni di grande fortuna per me, grazie a una canzone come This Is What You Are, che è diventato per me un cavallo di Troia, quello che mi ha permesso di entrare nel mondo della musica e di affacciarmi verso un pubblico così vasto, che ringrazio sempre. Dopo Sanremo, quale passo? Dopo Sanremo sono pronto, non posso dire, lo dico come se fossimo noi. Ho finito il mio disco in italiano e penso che al più presto uscirà. A resta fra noi, E quindi ci ha preannunciato, ci ha anticipato che uscirà un disco tutto in italiano. Insomma, per Mario Biondi può essere certamente annoverato come una grande novità. Questa sera i 30 big in gara si contendono la vittoria, un trio di giurie, ovvero il televoto con un peso del 34%, le altre giurie al 33%, la sala stampa delle radio e la sala stampa anche web. C'è un'altra siciliana in gara, dita incrociate per la classe, l'eleganza e la canzone intensa di Levante, ma ci sono già dei favoriti. Si parla tanto della possibilità di vittoria per Arisa, per la coppia Masini-Fedez, e poi c'è un'immensa Serena Brancale che peraltro ieri ha portato sul palco un'altra fetta di Sicilia con la bella esibizione di Delia. Noi continueremo a seguire e vi ricordo alle 14:30 Voci da Sanremo su Telecolor. Ti restituisco la linea. Grazie Roberta e buon lavoro per questa settimana intensa e chiaramente anche piena di adrenalina. Noi ci fermiamo, c'è una pausa e poi la pagina sportiva col Palermo domani in campo all'Adriatico, mentre il Catania ha problemi d'attacco. Ci fermiamo e poi lo sport. Siamo al calcio, il Palermo in campo domani all'Adriatico contro il Pescara, ultimo in classifica. Sentiamo Marco Gullà. Alla ricerca del 15° risultato utile consecutivo, il Palermo domani all'Adriatico contro il Pescara deve anche rispondere alla vittoria di ieri del Monza in casa contro l'Entella. Vincere per continuare ad inseguire il treno della promozione diretta, sperando di riuscire a salirci magari nelle prossime fermate. Inzaghi sembra orientato a confermare l'11 che ha vinto contro il Sudtirolo per 3-0. La sfida contro il Pescara apre un mini ciclo di gare ravvicinate, ma le valutazioni sulle rotazioni verranno fatte soprattutto in vista dei prossimi impegni. L'unico dubbio riguarda le condizioni fisiche di Bani, alle prese con un fastidio muscolare. Il capitano non è al top e nelle prossime ore si deciderà se impiegarlo oppure gestirlo con prudenza, preservandolo per le partite successive. Al posto suo potrebbe giocare quindi Peda. Sulla tre quarti Ledo Aron va verso la conferma anche contro gli abruzzesi. Il francese attraversa un momento di grande forma e al momento cambiare appare poco probabile. Se ne dovrebbe partire quindi dalla panchina, poi ovviamente spazio a Palumbo e poi Ampalo. Per il Pescara è l'ultima spiaggia, ultimo in classifica, deve fare un'impresa per sperare di rimettersi in carreggiata. Domani all'Adriatico fischio d'inizio alle 15, trasferta vietata ai tifosi del Palermo, residenti in Sicilia. Tina svolge la seduta di rifinitura, Toscano deve rinunciare a Forte, in attacco ballottaggio Rolfini-Lunetta. Sentiamo Triolo. Strada facendo, cantava Baglioni, sarà questa la colonna sonora che accompagnerà il Catania e Mimmo Toscano, soprattutto verso la trasferta di Salerno. Strada facendo, in treno, il tecnico analizzerà la situazione, verificherà gli ultimi dettagli venuti fuori dall'ultimo allenamento e poi dalla rifinitura e potrà decidere la formazione da schierare domenica contro la Salernitana, che si presenterà con il nuovo allenatore, un Serse Cosmi carico e voglioso di dimostrare che non è affatto bollito, lo ha detto a chiare lettere. Come cambierà la Salernitana il dilemma? Probabile la difesa a 3. Non dobbiamo pensare alla partita che dobbiamo fare noi. Come fare le cose fatte bene.
sarà una partita di livello, perché sono due squadre di livello. Salernitana è una squadra forte, costruita per vincere il campionato, per arrivare prima. Out forte, lesione distrattiva al muscolo soleo della gamba destra, recita la nota del Catania. L'allenatore deve fare i conti anche con le condizioni non proprio buone di Celli e Rolfini, che comunque saranno a disposizione, così come Caturano. Non è escluso nulla, neppure la possibilità di un falso 9 con Lunetta o Bruzzaniti a sostegno. Di Gennaro, Cicerelli e Di Tacchio sono tornati in gruppo, ma è presto per capire se potranno essere utilizzati. Deciderà il tecnico sulla base di quanto dirà lo staff medico. La cosa più importante non è chi scenderà dal primo minuto in campo, ma noi abbiamo una caratteristica ben precisa, che è stata una costante per tutto il campionato, che chi è partito dall'inizio e chi è subentrato ha fatto sempre bene e ha determinato. Il Trapani ospita oggi al Provinciale l'Atalanta Under 23, impegno casalingo anche per il Siracusa. Sergio Colosi. Seconda partita casalinga consecutiva per il Trapani. Al Provinciale dopo la Cavese oggi arriva l'Atalanta Under 23. Per i Granata non ci sono alternative alla vittoria per agganciare i bergamaschi a quota 31 in attesa dell'udienza del 9 marzo del Tribunale Federale Nazionale. Assente lo squalificato Pirrello. Ingresso in gradinata al costo simbolico di 10 centesimi. Siracusa disperato e senza alternative al successo, domenica all'ora di pranzo al De Simone contro la Casertana, quinta forza del campionato. Penalizzato ultimo e senza società, il club azzurro può salvarsi soltanto con un miracolo sportivo. 10 giornate alla conclusione della regular season. Servono vittorie e punti per recuperare le 5 lunghezze di ritardo dal Foggia penultimo e sperare nei play-out. Le necessità del campo contrastano con la grave crisi economica del Siracusa, che ha rischiato di giocare questa gara a porte chiuse. Nella Casertana, in lotta per un posto nobile della classifica in chiave play-off, sembra l'avversario ideale per tornare a quella vittoria che manca dal 4 gennaio, 3-1 alla Salernitana. Da quel giorno la squadra di Turati in 8 gare ha raccolto appena 2 punti contro Potenza e Catania. Valente recuperato, Cancellieri no. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito. L'informazione torna come sempre alle 14. A tutti una buona giornata.